Buonasera. Abbiamo la fotocamera con lui, lo sai. Fotocamera con lui. Mandato un scherzo. Piacere di fare avere un titolo di tutti. Maestro di Roma Bacchiera e poi Laura Giuliani che fa il segreto del rettangolo, quale si esibirà. Laura nasce nel mondo della danza a 13 anni e partecipa a diverse rappresentazioni teatrali. Ma nel percorso della sua carriera gli è capitato di incontrarsi con dei cavalli con una presenza estrema che permetta la missione per il cavallo, per il mondo si è lasciata affascinare dalla montagnetta da cui la testata un applauso a Laura Giuliani. Laura è giovane, ma è una promessa come figura durevole. Brava Laura. Forza pubblico, scaldatevi le mani, forza! Sono venuti dal continente per farvi vedere qualcosa di nuovo, a parte che non abbiamo nulla da insegnare alla Slovenia in fatto di cavalli e mondi, però questo è qualcosa di diverso. Sappiate che meraviglioso connubio tra la ballerina e la montatura, la monta western. Guardate, senza mani, il cavallo e lui stesso come esecuzioni di comandi di Laura. Queste sono delle figure della monta da lavoro western, monta da lavoro americana, e Laura applausi. Il cavallo viene comandato solo dalle gambe, ogni movimento nel tempo delle gambe del bambino dà un comando al cavallo che si sposta tutto, si ferma, arretra. Sono cavalli che vanno lavorati per ore e ore e ore, sia che vediamo che sono
quindi soprattutto lo spettacolo, ma anche quelli che effettivamente facevano il lavoro duro di quello della Mandria. Brava Laura, Un applauso ancora per lei. Bacchera. Ora qualche parola. Applauso del maestro Daniele Compito, che monta Cavallari, un angolo ispanico di 14 anni, grigio, meraviglioso, e salutare il pubblico che si è trovato. Levantate il primo, è già andate il gallo, ponte lo saones e insegna il cavallo. Alza il fucino che già canta il gallo, metti i gambali e segna il cavallo. Questo è il significato qui. Così inizia una poesia andalusa che parla della vita del vaquero, che acquisisce le mani e i tori allo stato bravo del sud della Spagna. L'unico compagno suo cavallo, fido e mansueto, l'unico strumento di lavoro è la sua garroccia. Strumento essenziale per guidare il bestiame. Nei giorni di festa, ecco, il paese lo mostra, la carrozza, adesso mostra come si utilizza la carrozza si usa per unire la macchia, però nei giorni di festa il cavallo è ancora accanto all'uomo, pronto ad accompagnare il suo padrone vestito con gli abiti tradizionali della casa e corte. Sono tutti giochi che la domenica il vaquero Infatti si sfidavano nelle assolate piazze con gli altri vaquero in prove di abilità con appunto la carrozza o di gare in preparazione con propri cavalli. Ed è così che è nata la monta vaquera, la madre di tutte le monte da lavoro del mondo. Ed ora il maestro Daniele Compito ci sta mostrando come appunto va utilizzata la garroccia. Il maestro Daniele Compirossi proviene dalla mossa da lavoro tradizionale, la Marengo. Nel 97 il campionato europeo di mossa da lavoro a Sicilia sposta il Terenco Portogallo medaglia d'argento. Addestra personalmente sui cavalli e attualmente è campione italiano del monta vaquera nel 2006 e nel 2007. Abbiamo una grande professionista. Forte a questo campione, ora carica. Guardate il cavallo come si muove, leggero, sciolto, non ha nessuna costruzione.
ha voglia di giocare e lavorare con il suo cavaliere, che dolcemente lo comanda. Voi che siete esperti vi siete accorti come sono leggeri, delicati i comandi del maestro Monterossi con il suo cavallo. Un buon cavaliere non deve mai far vedere agli altri quando la riolta il suo cavallo. Grazie per la maestro Daniele Monterossi, Roma Banchera. Maestro Daniele Monterossi, l'applauso del pubblico di Sardegna Grande. Mi sta arrivando Lorenzano. Lì Moreno, con i cavalli sto vedendo. Quelli neri. Moreno Laurenzano con Agosti Renato e Mattia Laglievo. Anche loro con dell'applauso che si sono danno Mattia con Moreno è il primo, salute. Ma dietro dovrebbe essere Giacomo. Non c'è Giacomo. parrebbe che sono così tranquilli, così sereni, ma sono sicuramente cavalli molto lavorabili, abituati quindi a stare vicino. Non l'ha portato però quello con la criniera. L'applauso per Mattia allievo, e vedrete che cosa sa fare anche questo allievo Sant'Luciano. Dall'accento ippico e il segno del maestro Moreno Laurenzano. C'è una scuola di educazione, sono corsi base per i bambini e per gli adulti, con preparazione agonistica e spettacoli per cavalli e cavalieri. Corsi di lavoro in piano e dressage alla scuola Roma in Orchino. Fiore all'occhiello di questa sera. I corsi vengono tenuti personalmente dal maestro Laurenzano. Il maestro Laurenzano monta l'atto. Il suo tecnico Renato Agosti monta l'Infern e Mattia Relli. Stanno presentando un passo. Collego il maestro riesce anche a farlo sollevare. Questa è alta scuola, signori.
Facciamo una correzione al momento. Il maestro Moreno Laurenzano cantando solo, Renato Agosti Zipper e Mattia Iglesias io. Abbiamo fatto uno scambio. Giacomo lì ma non è stato Šta butovao? Facciamo un po' di applausi al pubblico. Non è una cosa migliore che si può vedere una cosa del genere, tanta scuola, finocchini. quello di Mattia mi piace di più. Soprattutto incoraggiare Mattia, il più piccolo, che è già un grado di maturazione molto eccezionale. Grazie maestro. Così che salutano il prodotto, il maestro Moreno Laurenzano, il tecnico Renato Agosti e l'allievo Mattia Albisi. Moreno Laurenzano, Agosti Renato e Mattia Iglesias. Che bello. Ed ora la voce. Ora darà un saggio di Monta Lavora Sarda. Monta ovviamente è un cavallo anglo-arabo sardo con la tipica baldatura, con il suo costume caratteristico. E poi visto che la vita da Mandria col bestiame non era abbastanza dura, in Sardegna avete una sella che è terribile, bellissima ma terribile. Pezzo di legno. Infatti monta su una sella che mette a Suserdazzo, la sella tipica proprio sarda, di tutta la regione della Sardegna.
braccio, serdazzo, poi tra qualche anno ma avrà anche qualche altro tipo la variazione, ma è sempre la sella antica sella del lavoro del cavaliere sardo. Chiamate in parecchi modi, ma quella è. Dura come era dura, ed è dura tutt'oggi la vita di chi segue le pecore, di chi sta in campagna tutto il giorno e segue le sue gregge di pecore. Ci sta mostrando come dopo questi passi laterali come si poteva spostare voi immaginatelo veramente con gregge e tutti questi movimenti servono proprio a spostare il gregge da una parte all'altra, a dividerlo, tenendo poi anche in quanto come si andrà a recuperare il capo che si è perso e che chiaramente non deve essere recuperato ad ogni costo e riportato con gli altri capi. Un applauso a Giuseppino Caretta. Gesuino è un uomo sardo di poche parole, però quando monta in sella Non parla, canta a questo punto. e fa cantare e ballare il suo Il suo cavallo. cavallo che va proprio al ritmo della nostra musica tradizionale. Grazie Gesuino. Ma è finita qui perché adesso, come vedete, hanno a fianco al cavallo che montano un altro cavallo tenuto alla corda. E questa è una forma di preparazione del cavallo, cioè far seguire il cavallo da domare, da preparare a fianco al cavallo che è già pronto, il cavallo che già ha tutte le caratteristiche per essere utilizzato nel lavoro. Quindi, ecco, Alessandro già dà prova della docilità del suo cavallo, di come è insegnato ad essere pronto ai suoi comandi ed è riuscito a farlo sdraiare nel giro di pochi secondi. Guardate, vedremo di marmo, fare di marmo, non si muove per niente. Ogni tanto Alessandro Arriva a cavallo, questa cosa ha fatto tanto che, guardate, è riuscito a far svegliare anche il cavallo che montava. E adesso tranquillo, fa un riposino, il cavallo è pronto a tutto per il suo padrone. Non è sicuramente una cosa facilissima far fare questi lavori a questi splendidi animali.
abbiamo tutti l'intelligenza del cavallo, ma c'è bisogno di un'estrema fiducia dalla bestia e dal padrone, che qui si vede tutta una fiducia reciproca. Ora Alessandro che fa? Il testo di Dante. Si fa abbracciare verso il cavallo, si fa abbracciare verso il cavallo, è bello tranquillo, non gli crea nessun problema. Che devo fare Alessandro? Vuol dormire? Eh sì, stanco dalla lunga giornata, si riposa e come poltrona utilizza il suo cavallo. E il suo cavallo le concede anche questo. Mentre l'altro ancora è immobile, non si muove per niente. Anche qui signori ci sono ore e giorni di lavoro, mesi per riuscire a fare questo col proprio cavallo o col cavallo sotto mano a fianco, per insegnarle tutto quello che sarà dopo quando verrà messo al sole. Ma questa è anche la particolarità dei nostri anglo-arabosati, che sì, sono cavalli anche medrili, però una volta Forza pubblico, i vostri cavalieri, sono cavalli! danno il cuore per il padrone. Ma che fa ora Alessandro? Guardate, è possibile fare foto a un cavallo? Soprattutto il cavallo, guardate, una tranquillità. Bene, solitamente Candido con questo suo ultimo numero conclude il suo show, però Alessandro ne pensa un'altra. C'è l'altro cavallo. Guardate il terzo cavallo, ora ha deciso di alzarsi, ma era a terra, tranquillo. Adesso che fa Candido? Ah, beh, vuole montare il cavallo, quindi... Può essere più buono. beh, certo. Un applauso a Candido Degliana. Un attimo, anche Alessandro deve montare a cavallo. Quindi fa avvicinare con tutta tranquillità. Invitiamo Giuseppino a entrare in campo per fare il rush finale. Gesuino, Forza Giuseppino! in campo con un saluto al pubblico. Il Sardegna Cavalli 2009 e anche per te ci saranno gli applausi di questo splendido pubblico vedete le tribune di questa 10ª edizione di Sardegna Cavalli. Grazie maestro! Grazie alla team Alessandro Degliana, ricordiamo Alessandro Angioni e Gesuino Chiaretta, un team Igea che arriva da San Giovanni Suerti. Bravi ragazzi! Qui c'è anche di sinistra o quella? Quella dove sei seduta. Cioè sai che mandano a casa le Ah, foto? certo. Nella Che prima hanno fatto le seconda. foto le mandano a casa, non a casa Jamon nel computer le mandano le foto. Ed ora Sai, il maestro Aurelio Lorenzano con questo numero vuole far ricordare che nel mondo esistono bambini meno fortunati a cui non è concesso nemmeno un semplice gioco, un giro tondo, cantare mano nella mano, sorridere. E Giacomo? Ora cediamo il microfono momentaneamente al tecnico di Monta Minorchina
Agosti, che lui spiegherà alcuni passi particolari che farà il maestro Moreno Laurenzano. A te, Renato. Quando troviamo i bambini, il maestro Moreno Laurenzano eseguirà delle istituzioni come per proteggere questi bambini, come in questo caso un'appoggiata in diagonale al passo. La stessa figura, una mano opposta. Come che siete in costume, Giorgia? Contro appoggiata e giravolta. Oh, sto seguendo a lui. Bloccando i posteriori facendo far ruotare il cavallo. Dov'è? Prendi con i bambinetti, sta entrando, vedi? Con me. Sembra Giorgia. Qui c'è Michela. C'è anche Michela. Cavallo senza pietanze sulle quattro gambe. C'è un passo insostenuto e un passo più basso. L'eleganza del cavallo. Guarda i visuelli. Poi c'è quell'altra bambinetta. La figlia di Costantino. Quella bambinetta, la figlia di Costantino. Invece è lei, quella vista in costume sardo, è la ragazza di Chilo. Maglietta blu. Chilo, lo conosci? Sì, lei sta di San Basilio. Per Ora cercano di ripetere le stesse figure. Dal passo normale a un prolungato poi. Un galoppo molto diminuito questo. Appoggiato al galoppo. Fino a entra il galoppo e vado. ma perché? Vedi, non mi ha Vado ancora con due passi. Ripetendo la figura. La sicurezza del maestro. Il guarda il cavallo con addirittura pedarsi nel 5 cm dalle persone che qui il maestro mette di trovare. Senza problemi. C'è Giorgia. Dai, che ce la Quel vestito è un po' in... Ragazzi sardi del paese di Sueli. È stato fatto questo dato che tra Oristano, la zona di Oristano e Minorca c'è un gemellaggio da diversi anni. Abbiamo pensato bene di fare una cosa giusta per richiamare le due nazioni, i due paesi molto vicini di tante tradizioni. Facciamo notare l'abito reale d'alta scuola che
appunto su il Moreno Laurenzano e porta adesso davanti Giorgia Di Virgilio che veste il tradizionale abito sardo originario di Suelli. E i bambini che hanno giocato e hanno avuto dal maestro Laurenzano un cavallo, un cavallino in dono, proprio quello che molti bambini non potranno mai avere. Bene, salutiamo il maestro Moreno Laurenzano, Giorgia Di Virgilio e tutti i bambini del mondo con questo applauso, quelli soprattutto molto sfortunati purtroppo, non come i nostri che hanno tutto e più di tutto. Ed ora avremo un assaggio dello spettacolo che si terrà alle ore 20, un assaggio dello spettacolo Profumo di Mirta dell'associazione Montasarda al Lavoro di Palmas Arborea e vedremo per un attimo anche i Mamuzones di Songhe. Del notte, sì, lo fanno di notte. Così ci andiamo a fare in giro le altre cose che fanno. Piacerebbe anche andare a scuola per la passata. Ce l'ho sfilato per un po'. Qua non viene più. Vorrei ancora qui. Non lo più, Ah, beata Giorgia. Bello. Se un pochino prima, magari se le Allora, in campo sono rientrati il maestro Laurenzano, il maestro questo è Giacomo. scusate ma abbiamo un po' il programma. Allora, il maestro Laurenzano monta sempre con il suo stallone con l'abito regale di alta scuola spagnola. Renato Aghisi invece ha la sua normale divisa minorchina dell'Ottocento. Giorgia Di Virgilio che monta dietro a Renato in abito sardo originario da un costume di Sueli, del paese di Sueli. Gesù Maria. Ecco Giorgia, che sta in piedi sui due cavalli, tranquilla, con il suo costume tradizionale sueli e si fa un giro. È sicuramente una Amazzone che fa famiglie, perché soltanto chi fa famiglie può stare così in piedi sul cavallo. Ecco il maestro, ha dato un saggio della sua bravura con la levada, che non è una
una cosina facile da fare. Ora però ha gettato il cappello, mi sa che sta... Vero? Moreno, però attenzione Moreno, Guardate cosa fa, guardate, forza pubblico! Guardate cosa sta facendo. Questa è una signora velata. Ieri sera quando ha finito il numero, il maestro Lorenzano Allora scusate, c'è stato un blackout di comunicazione. Dicevo che il maestro Lorenzano ieri sera alla fine dello spettacolo, appoggiando la sua schiena sulla groppa del cavallo, chiamiamo in campo l'associazione Montasarda da Lavoro. ricordiamo questo gentilissimo pubblico ricoverato dallo spettacolo che potremo eseguire dopo.
bene. La porta. Allora. La porta. Come? Questa va guardata. Le porto. No. Va a trovare. Le porto. Aio, che lì c'è? Aio, può passare. Bene. No, un orso vai, un vanda. Boh, paprika viene. Oh yeah, e vai. Ma che sicuro tu è? Che spinte non si dà fatta rischiare. Ma che sicuro tu è? Ah? Diritto di immagine rispetto
Buon cavaliere non deve mai far vedere agli altri quando la riordina. Grazie per la Roma bandiera. Maestro Daniele Conti Rossi, l'applauso del pubblico di Sardegna Cavalli. Mi sta arrivando Lorenzano. Lì Moreno con i cavalli sto vedendo. Per il nero. Moreno Lorenzano con Agosti Renato e Mattia Laglievo. Anche loro con l'applauso che si sono invitati a Mattia con Moreno è il primo, salute. Ma dietro dovrebbe essere Giacomo. Non c'è Giacomo. che sono così tranquilli, così sereni, ma sono sicuramente cavalli molto lavorati, abituati qui a stare vicino. Non ha portato però quello con la criniera. L'applauso per Mattia allievo, e vedrete che cosa sa fare anche questo allievo San. Politico il sogno del maestro Moreno Lorenzano. C'è una scuola di equitazione, corsi base per i bambini e per gli adulti, preparazione agonistica e spettacolo.
spettacoli per cavalli e cavalieri. Corsi di lavoro in piano e dressage alla scuola Doma Minorchina, fiore all'occhiello di questa festa. I corsi vengono tenuti personalmente dal maestro Laurenzano. Monta l'atto, la suo tecnico Renato Agosti monta l'Infern e Mattia Relli. Stanno presentando un passo. Collego il maestro Riesci anche a farlo sollevare. Questa è alta scuola, signori. Oggi la vita di chi segue le pecore, di chi sta in campagna tutto il giorno e segue le sue gregge di pecore. Gesù ci sta mostrando come con questi passi laterali come si poteva spostare non immaginandolo, veramente non dirigere. E tutti questi movimenti servono proprio a spostare il dirigere da una parte all'altra, a dividerlo. Vedremo poi anche come si andrà a recuperare il capo che si è perso e che chiaramente non deve essere recuperato ad ogni costo e riportato con gli altri capi. Un applauso a Giuseppino Caretta. Gesuino è un uomo sardo di poche parole, però quando monta in sella Non parla, canta, questo è il punto. e fa cantare e ballare il suo Il suo cavallo. cavallo che va proprio al ritmo della nostra musica tradizionale. Grazie Gesuino. La cava.
adesso, come vedete, hanno a fianco al cavallo che montano un altro cavallo tenuto alla corda. E questa è una forma di preparazione del cavallo, cioè far seguire il cavallo da domare, da preparare a fianco al cavallo che è già pronto, al cavallo che già ha tutte le caratteristiche per essere utilizzato nel lavoro. Quindi, ecco, Alessandro già dà prova della docilità del suo cavallo, di come è insegnato ad essere pronto ai suoi comandi ed è riuscito a farlo sbagliare nel giro di pochi secondi. Guardate, vedremo di Marmo, Fabio Di Marmo, non si muove per niente. Ogni tanto Alessandro questa cosa ha fatto tanto che, guardate, è riuscito a far svegliare anche il cavallo che montava. E adesso tranquillo, fa un riposino. Il cavallo è pronto a tutto per il suo padrone. Non è sicuramente una cosa facilissima far fare questi lavori a questi splendidi animali. Abbiamo tutti l'intelligenza del cavallo, ma c'è bisogno di un'estrema fiducia dalla bestia e il padrone, che qui si vede tutta una fiducia reciproca. Ora Alessandro che fa? Il testo di Dani. Si è seduto. Facciamo una correzione al momento. Il maestro Moreno Laurenzano sta solo. Renato Agosti, Ziffer e Mattia Io. Abbiamo fatto uno scambio. Giacomo lì ma non è stato Sta buttò. Facciamo un po' di applausi in pubblico. Non è una cosa alla televisione che si può vedere una cosa del genere, Tanta scuola, fino a fine. Soprattutto incoraggiare Mattia, il più piccolo,
così che salutano il pubblico, il maestro Moreno Laurenzano, il tecnico Renato Agosti e l'allievo Mattia Albisi. Moreno Laurenzano, Agosti Renato e Mattia Albisi. Ed ora la voce. Ora darà un saggio di Monta Lavoro Sarda. Monta ovviamente è un cavallo anglo-arabo sardo con la tipica baldatura, con il suo costume caratteristico. E poi visto che la vita, la mandria col bestiame non era abbastanza dura, in Sardegna avete una sella che è terribile, bellissima ma terribile. Pezzo di legno. Infatti monta su una sella che detta su Zerdazzo, la sella tipica proprio sarda di tutte le zone della Sardegna. Si chiama Sedazzo, Serdazzo, poi da qualche anno ma avrà anche qualche altro piccola variazione, ma è sempre la sella antica, la sella del lavoro del cavaliere sardo. Chiamate in parecchi modi, ma quella è. Però. Abbiamo la fotocamera con lui, lo sai. Fotocamera con lui. Mandato un scherzo. Piacere di fare avere tutti. Maestro di Doma Bacchera e poi Laura Giuliani fa il suo ingresso nel rettangolo, quale si esibirà. Laura nasce nel mondo della danza a 13 anni, da partecipando a diverse rappresentazioni teatrali. Ma nel percorso della sua carriera è capitato di incontrarsi con dei cavalli con un evento in cui estrema che permetta la missione per il cavallo per il mondo si è lasciata affascinare dalla montagnetta da cui il dettaglio delle regole. Yeah.
Forza! Sono venuti dal continente per farvi vedere qualcosa di nuovo, a parte che non abbiamo nulla da insegnare alla Slovenia in parte di cavalli e molte, però questo è qualcosa di diverso. Guardate che meraviglioso connubio tra la ballerina e la montatura sulla bassa western. Monta da lavoro questo, monta da lavoro americano e l'audio gli applausi. Il cavallo viene comandato solo dalle gambe, ogni movimento delle gambe del bacino dà un comando al cavallo che si sposta tutto, si ferma, arretra. Sono cavalli che vanno lavorati per ore e ore e ore, sia vediamo che sono atti soprattutto allo spettacolo, ma anche quelli che effettivamente facevano il lavoro duro e quello della mangiata. Brava, un applauso. Ora anche lei. Ora qualche parola. Applauso il maestro Daniele Fonzo che monta Cavallari, cambio ispanico di 14 anni, grigio, meraviglioso, e saluta il pubblico che si attende a cavallo. Levantate il primo, e già cambia il taglio. Ponte lo Saones e insegna il cavallo. Alza il cugino che già canta il gallo, metti i gambali e segna il cavallo. Questo è il significato di così inizia una poesia andalusa che parla della vita del vaquero, che aggredisce le mani dei genitori allo stato grave, dove inizia il mistero del sud della Spagna. L'unico compagno è il suo cavallo. L'unico strumento di lavoro è la sua carrozza, strumento essenziale per guidare il bestiame. Nei giorni di festa, ecco, il paese mostra la carrozza, adesso mostra come si utilizza. La carrozza si usa per unire la mancia. Però nei giorni di festa il cavallo è ancora già con l'uomo, pronto ad accompagnare il suo padrone vestito con gli abiti tradizionali della case corte. Sono tutti giochi che la domenica il vaquero si divertiva. Infatti si schiavano nelle assolate piazze con
viaggio di vaquero, ti trovi abilitato appunto la carrozza o di gare di preparazione che trovi i cavalli. Ed è così che è nata la monta vaquera, la madre di tutte le monte da lavoro del mondo. Ed ora il maestro Daniele Confido ci sta mostrando come va utilizzata la garroccia. Il maestro Daniele Contirossi proviene dalla monta da lavoro tradizionale, la Maretta. Nel 97 il campionato europeo di monta da lavoro Sicilia Spossanterè Portogallo, medaglia d'argento. Addestra personalmente sui cavalli e attualmente è campione italiano di monta vaquera nel 2006 e nel 2007. Abbiamo un grande professionista. Forte a questo campione, buona carica. Guardate il cavallo come si muove, leggero, sciolto, non ha nessuna costruzione, ha voglia di giocare e lavorare con il suo cavaliere, che dolcemente lo comanda.